Riprendiamo i nostri lavori, lo dico anche per chi sta a casa. Abbiamo fatto una pausa, spero riposante e rigenerante, dopo questa relazione così intensa del professor Morello, e continuiamo la nostra mattinata con il professor Herman Dorovin, che è in realtà invece non è la prima volta che viene a Udine, perché è legato a Udine all'Associazione Biblioteca Austriaca da molti anni, e con l'amico e collega Luigi Reitani, insomma, è venuto tante volte. Una delle ultime volte al convegno che abbiamo organizzato insieme a Luigi Reitani su Heinrich von Kleist. E quindi insomma sono davvero molto contenta che tu sia ritornato insomma qui tra noi. Hermann Dorwin è professore ordinario di letteratura tedesca all'Università di Perugia, e anche Hermann Dorwin è un grande studioso di letteratura e di teatro austriaco e tedesco, veramente dal Settecento a oggi, con attenzione anche per le forme, le piccole forme, le questioni teoriche, ma anche con molti studi di letteratura comparata alle spalle. E ricordo soltanto, perché sono i libri che gli studenti anche hanno avuto tra le mani, le sue edizioni di Büchner, le sue edizioni di Kleist, insomma, che accompagnano anche da tanti anni i nostri studi. Quindi sono davvero molto contenta che tu sia qua oggi, grazie. E dopo aver avuto da Riccardo Morello questo complesso panorama su Grill Pass, da una pluralità di prospettive, invece il professor Dorwin avrà un focus sull'unica commedia di Grill Parzer, e numerose non sono nemmeno nella letteratura tedesca e austriaca le commedie, è un genere diciamo tra i meno percorsi, e quindi gli lascio la parola e grazie ancora per essere con noi. Grazie Elena per questa presentazione gentilissima, grazie anche a Sonia Curi e a te per l'invito, le presidentesse, no, dell'Associazione Biblioteca Austriaca. È un particolare piacere anche rivedere Anton Reininger dopo diversi anni. E saluto a voi tutti, studenti, studentesse, colleghi, colleghe. Sì, la mia relazione ha il vantaggio, diciamo così, che segue ad una ampia introduzione al teatro, alla figura, al pensiero, all'attualità di Grillparzer, così bella come l'ha fatta, come la sa fare solo Riccardo. Per cui credo che io possa adesso, come in una zoomata, appunto, focalizzare su questa commedia. Il 6 marzo 1838, nel Teatro di Corte, cioè il celebre Hofburgtheater di Vienna, viene fischiata e derisa la commedia di Franz Grillparzer, Vedente Lügt, guai a dire bugie. Autore finora stimato dalla critica, amato dal pubblico viennese, che aveva avuto grandi successi negli anni precedenti, già con la Anfrau, l'opera giovanile che ha avuto straordinaria eco a Vienna, e poi Saffo, che lo ha consacrato come autore ufficiale del teatro di corte. Der Traum, ein Leben, la vita e sogno, il sogno, una vita, scusate, un'opera che ha avuto un incredibile successo presso il pubblico, anche importanti riconoscimenti per il Vello d'Oro, no? Da Goldene Vlies, la trilogia sugli Argonauti e su Medea. L'autore aveva dimostrato una grande versatilità e originalità nella scelta dei temi e delle forme. Abbiamo
anche adesso ho sentito quanto era grande l'importanza attribuita da Grillparzer al pubblico. Lui riteneva il pubblico il giudice supremo, no? E questo fa pensare al suo modello spagnolo, no? Lope de Vega, che aveva scritto quel famoso trattato l'arte de hacer comedias, dove proprio parla dell'inutilità dei critici, perché lui guarda solo ed esclusivamente la reazione del pubblico e il successo presso i suoi spettatori, e questa è per lui la misura, il parametro della qualità e della riuscita. Dunque, questa reazione del pubblico, prima ancora che della critica, mi fa sentire l'ingratitudine, no? Questo è un termine, ingratitudine, Undank, che troviamo anche nella Sappho, per esempio, è un termine importante nell'etica, diciamo così, la gratitudine e invece la ingratitudine, durezza, spietatezza del pubblico, lo colpisce profondamente, manderà tutti al diavolo e non pubblicherà più nulla né porterà in scena nessuna opera, cioè con qualche piccola eccezione. Alcuni capolavori nel cassetto pubblicati postumi, di cui già si è fatto cenno, però fra le tante testimonianze sull'amarezza e la delusione di Grillparzer dopo quella serata, voglio citare solo Betty Paoli, che dopo la morte dell'autore dirà: hat jenen unseligen Theaterabend nie verwunden. Non è venuto mai a capo di quella infelice serata a teatro. Ich werde sie verhindern. Quando gli propongono una nuova messa in scena, lui dice: la impedirò. Se i suoi occhi, di solito così dolci, si infiammavano. Dabei flammten seine sonst so milden blauen Augen, cioè aveva una grandissima amarezza su quella che si potrebbe dire un'autentica svolta traumatica nella sua carriera. Prima di indagare le cause di questa inaspettata reazione del pubblico e della critica, diamo uno sguardo alla trama della commedia. Vi permetto, insomma, di riassumere, anche se forse l'avete letta. Grillparzer parte da una fonte storica medievale, della Historia Francorum di Gregorio di Tours del tardo VI secolo, un medioevo che lui tratta in maniera molto fantasiosa, no? Sceglie il Reno come confine fra civiltà e barbarie. Questo è un tema che conosciamo già da Medea e da altre opere dell'autore, solo che qui vedremo la chiave comica in cui tratta questo contrasto fra civiltà e barbarie. Abbiamo dunque una lunga guerra in atto fra Franconi e i germani pagani di là dal fiume. In una fase di armistizio erano stati scambiati degli ostaggi e il vescovo di Chalon vorrebbe riscattare il proprio nipote Atalo dalla prigionia presso Katwald, il conte di Rheingau, che è appunto un conte, un nobile germanico. Il suo giovane cuoco, Leon, e questo è il personaggio principale, in realtà sguattero di cucina, dunque di bassa estrazione sociale, gli offre di tentare la liberazione di Atalo. Il vescovo, che nella sua predicazione combatte la menzogna come fonte di ogni male, accetta l'offerta del giovane solo a condizione che non ricorra mai alle bugie. Qui abbiamo dunque una prima condizione posta che sarà foriera di comicità, no? Anche di tensione e di difficoltà. Leon, personaggio di grande simpatia, spavaldo, furbo, ma profondamente leale,
parte per la difficile impresa. Si fa accompagnare da un pellegrino che va proprio nella stessa zona del castello di Katwald e decide insomma di darsi a questo pellegrino come schiavo in modo che possa essere rivenduto e il ricavato sarebbero i soldi che Leon deve a questo pellegrino. Già questa trovata in sé è assai astuta. Ehm, Poi abbiamo dunque Leon tratta sul prezzo che deve essere pagato per lui, no? Dimostra subito di essere in realtà lui il padrone della situazione in base alla sua intelligenza, no? Ehm, Leon incontra Atalo, che però, essendo giovane rampollo della nobiltà francone, oppone molta resistenza a farsi salvare da uno sguattero. E qui entra tutta la critica della nobiltà e dell'atteggiamento, come dire, della superiorità di ceto, no? Dell'arroganza della nobiltà che in questa maniera viene introdotta come tema. Edrita, la bella figlia del conte, che aspira a uscire dalla condizione rozza e barbara in cui vive Katwald e che per di più è stata promessa in sposa contro la sua volontà al cugino Galomir è un giovane completamente primitivo che parla solo per monosillabi. Edrita si innamora di Leon, il francone, che invece brilla per eloquenza e rappresenta, grazie all'arte culinaria, un livello di civiltà superiore. Qui si parla molto di cucina francese, francone e di quello che mangiano i barbari. È un tema oggi di grande attualità nella letteratura. Atalo, a sua volta, è innamorato di Edrita e si ingelosisce per la sua intesa con Leon, con il quale comunque nasce una strana amicizia. Questo rapporto fra Leon e Atalo è fonte di comicità. Edrita accortasi dei preparativi per la fuga dei due giovani franconi, decide di fuggire insieme a loro e li assiste in ogni modo, attirando su di sé le ire del padre e del fidanzato. Qui abbiamo anche un tema che proviene dalla Medea, che lascia padre e fratello causando indirettamente la loro morte per andare con Iasone. Qui anche in questo caso abbiamo la rilettura, la riproposizione in chiave comica di una struttura già provata in precedenza. La vicenda rocambolesca e ricca di suspense dell'evasione dei tre giovani è complicata dal fatto che Leon si ostina a dire sempre la verità, ma lo fa in maniera così aperta e sfacciata che la si prende per bugia. In altre parole, mente dicendo il vero, una contraddizione che gli sarà rimproverata proprio da Edrita. I tre si salvano rifugiandosi prima in un fienile dove pernottano, poi attraversando il grande fiume con l'aiuto di un barcaiolo e arrivano alle porte di Metz, città conquistata nel frattempo dai Franconi, e dove ritrovano il vescovo Gregorio, che è felice di riabbracciare il nipote Atalo, il quale chiede di poter sposare Edrita. Ma l'uomo saggio capisce che la dolce, graziosa ragazza ama in realtà Leon. E dice, in questo caso Leon dice una bugia dicendo me ne vado perché voglio viaggiare, ma in realtà si ritira da una situazione per lui dolorosa in cui Edrita dovrebbe sposare Atalo, no? Però il vescovo acconsente alle nozze fra la contessina germanica e il valoroso sguattero.
Quanto alle bugie usate nell'impresa, il vescovo ammette adesso che non si potranno mai del tutto estirpare dalla vita degli uomini, come lui inizialmente pretendeva. Questa più o meno la trama. Una commedia sui generis con un cotè filosofico, etico, religioso in un certo senso e alcuni elementi bizzarri che secondo il direttore del Burgtheater Heinrich Laube, che era un grande amico, cioè sostenitore di Grillparzer, però critico su questa pièce. Secondo Laube non corrispondeva al modello consueto del Lustspiel, la commedia, cui il pubblico viennese era abituato, per cui tale sottotitolo avrebbe deviato, risultava fuorviante. In realtà, secondo Laube, si tratterebbe di un idillio e non di una commedia. E questo è un punto di vista, una delle prime spiegazioni date col senno del poi da Laube su questo clamoroso insuccesso. Due amici di Grillparzer, gli scrittori Bauernfeld e Feuchtersleben, avevano criticato il testo già prima della fatale messa in scena. Sui seguenti punti, loro si erano incontrati per caso a Heiligenstadt con Grillparzer che gli aveva detto vi leggo il mio nuovo testo e loro in frutto di questa lettura prima ancora della messa in scena. No? La figura, secondo Bauernfeld, di Galomiro risultava eccessivamente caricaturale. Questo giovane nobile germanico si presentava come un autentico cretino, un trottel, no? E poi la fuga di Edrita dalla casa paterna, il pernottamento nel fienile accanto ad Atalo, potevano puntare contro la moralità del pubblico oppure viceversa l'innocenza di tale pernottamento su cui insiste Leon poteva risultare inverosimile ai più maliziosi, mentre le nozze del giovane con lo sguattero erano destinate a offendere l'orgoglio dei nobili. La scelta di questa giovane contessina, no? del plebeo, no? Come spesso leggiamo nella critica del personaggio popolare rispetto al nobile germanico, appunto Galomiro, oppure al nobile francone Atalo. Lei scatta i nobili e sceglie lo sguattero di cucina e questo può essere stata ed è sicuramente stata causa di grande disappunto da parte del pubblico dei nobili. Infatti proprio dai palchi, no, di Logen nel teatro erano tradizionalmente riservati all'aristocrazia. Da lì provenivano i peggiori fischi e sibili durante lo spettacolo. In alcune lettere Grillparzer cerca di mitigare gli effetti satirici della sua commedia. Galomiro sarebbe un uomo naturale e non quel cretino che l'attore Lucas avrebbe fatto di lui. Dà la colpa all'attore, alla sua interpretazione, ma leggendo il testo è difficile non vedere un cretino in questo Galomiro. È difficile non percepire la satira maliziosa del culto del Medioevo praticato dagli esponenti del nazionalismo germanico, anche in Austria, e sappiamo quanto Grillparzer detestasse ogni forma di nazionalismo. Abbiamo appena sentito quel celeberrimo cos'è un epigramma sul nazionalismo e sulla bestialità. Atalo invece ritroverebbe, secondo l'autore, nel corso dell'azione un coraggio e una dignità che aveva smarrito durante la lunga e dura prigionia. Grillparzer lamenta poi gli effetti deleteri della censura che aveva, tra le altre cose, trasformato la figura del vescovo in una specie di sagrestano. Era impensabile che un vescovo apparisse sul palcoscenico, anche se qui è una figura
assai positiva, ma questo non conta per il censore che agisce secondo certi criteri molto, molto formali. Per quanto riguarda dunque la forma della commedia, è stato osservato come Grillparzer attinge a varie tradizioni, come quella spagnola, che si ritrova sia nel nobile eloquio di Gregorio, di provenienza calderoniana, cioè l'eloquio come fonte di bellezza drammatica in sé. Questa è proprio una tradizione che viene da Calderón de la Barca, sia nella tipologia dei personaggio comico di León, che unisce in sé elementi del grazioso di Lope de Vega con altri di carattere più viennese. È comunque ovvia l'allusione al flauto magico di Zauberflöte di Emanuel Schikaneder, testo fondativo di tutta l'opera di Grillparzer. Abbiamo già sentito in che condizioni, in quale situazione il bambino già leggeva quel testo. E si pensi al compito, per esempio, di liberare un ostaggio dalla prigionia, come nel flauto magico, e alla creazione dello strano triangolo di giovani in fuga che contiene in sé il superamento dei limiti e pregiudizi sociali. Ricordiamoci come Papageno l'uccellatore, personaggio popolare, dica a Tamino, che gli chiede: tu chi sei? Io sono un uomo come te, no? Ein Mensch wie du. E poi anche il superamento dei pregiudizi di genere, perché Edrita, ragazza lucida, coraggiosa, piena di simpatia, può apparire come una erede di Pamina, dotata delle stesse qualità, e che era stata la prima donna ad essere ammessa nel Tempio della Saggezza. Ricordiamoci che le logge massoniche erano riservate ai maschi, però nel flauto magico Schikaneder e Mozart per ora erano proprio la causa dell'ingresso, dell'ammissione delle donne nelle logge. C'è questo famoso verso: ein Weib, das Nacht und Tod nicht scheut, ist würdig und wird eingeweiht. No? Una donna che non teme né la notte né la morte è degna e sarà iniziata nel Tempio della Saggezza, che Sarastro lascia ai due giovani che insieme governeranno al posto suo. Grillparzer attinge poi alla tradizione del teatro popolare viennese più in generale, nell'uso della forma a cornice della trama, così presente anche in Raimund, no? Abbiamo qui la figura del vescovo, come dire, anche la location, come oggi si dice, no? Il luogo che è dalla parte francone del Reno, e poi l'attraversamento del fiume e la Binnenhandlung, l'azione interna della trama, e poi il ritorno dove si scioglie il nodo, dove allora si riprende e si chiude la cornice. Così presente in Raimund e nella funzione di miglioramento, cioè la famosa Besserung, rispetto a vari personaggi. Si parlava spesso in Raimund, meno in Nestor, che era un grande scettico, però della Besserung, cioè del miglioramento di una visione del mondo, dell'atteggiamento, del carattere dei protagonisti. Ciò vale per Atalo, che supera l'iniziale arroganza di Ceto, per Leon, che impara a riconoscere i propri limiti, a moderare la sua sfrontatezza, e per lo stesso vescovo, che dismette il suo iniziale dogmatismo nella lotta contro la menzogna per riconoscere la fragilità della condizione umana. Inoltre, si può notare la ripresa di elementi della commedia dell'arte veneziana, con i vari lazzi, pantomime comiche, come il furto della chiave da sopra il letto di Katwald, che dorme sotto l'effetto del vino, è russa, no? Oppure lo scherzo fatto a Galomiro
cui si sottraggono lancia e spada e che poi viene legato all'albero. Dunque, vero che la commedia costruita da Grillparzer si discosta dal modello più presente nel teatro di corte, quello diciamo di Molière, per aprirsi a vari stimoli della tradizione comica spagnola, per esempio, ma anche quella popolare viennese. Ma ciò che il pubblico della prima riteneva oltraggioso ci appare oggi particolarmente originale e foriero di una finissima comicità. E questo quanto ha detto Riccardo Morello prima, no? Della capacità di Grillparzer di anticipare anche degli stilemi e dei discorsi e dei pensieri a venire, vale anche per il tipo di comicità che troviamo in Vedem der Lügt. Io adesso vi voglio guardare insieme a voi alcuni esempi tratti dalla traduzione di Cesare De Marchi, che io trovo, devo dire, ottima. Abbiamo sentito prima parlare della traduzione, chiaramente De Marchi opta per una prosa ritmata, così la definisce lui. Ehm, insomma, vedrete in alcuni casi, in alcuni esempi, Quando è? questa è degli anni 90, Non ce l'ho. del 91, editore Greco e Greco. Anche un bel saggio introduttivo, per cui c'è un approfondimento. Dunque, il primo atto, da questo primo atto in cui viene dato l'incarico a Leon di recarsi in terra barbarica per salvare Atalo, vorrei citare solo un breve brano di quella simpatica sfida retorica fra l'anziano vescovo e il suo sguattero, il quale lo rimprovera di trascurare la propria alimentazione. Questo è lo sdegno proprio del giovane che il suo capo, per il quale cucina, non vuole spendere soldi per la cucina. Qui, allora, andiamo a pagina 60, no, quando Leone dice che non vi concedete nulla, che lesinate su di voi quel che donate largamente ad altri, ed io questo non posso vederlo, io, cuoco vostro. Nel giorno del giudizio dovrete render conto voi della vostra anima, io del vostro corpo, sicché parlo per vincolo d'ufficio e di coscienza. Or dunque, e poi viene tutta una perorazione della buona alimentazione che serve per la mente, per la qualità della vita dell'uomo, eccetera. Dass ihr euch nichts gönnt, dass ihr an euch abknappt, was ihr an andere reichlich spendet. Und das kann ich nicht ansehen. Ich, euer Koch, ihr müsst der einst am jüngsten Tag vertreten, wohl eure Seel, ich euren Leib von rechtens. Und darum spreche ich hier in Amt und Pflicht. Questo solo un piccolo assaggio della dialettica, della oratoria di questo personaggio popolare. Dunque, il vescovo si fida di lui, diciamo pure lo prende in simpatia e lo manda però con quella condizione che abbiamo già sentito, che non dica mai le bugie. Ora, nel secondo atto abbiamo l'inizio dell'avventura e l'incontro di questi giovani che fra di loro fanno conoscenza e di quel mondo barbarico che veniamo a conoscere, e chiaramente fonte di comicità il contrasto tra l'eloquio così abile e arguto, disinvolto di Leon
e il parlare rozzo, quasi per monosillabi, questo è il caso di Galomir, ma anche da parte di Katwald abbiamo un codice ristretto, come direbbero i sociolinguisti, no? Ehm, allora, situazione, Leon arriva con il pellegrino, che è persona impaurita, impacciata, parla pochissimo, e l'ha convinto, lo vuole convincere a venderlo per buoni soldi, no? Allora arrivano sotto il castello del conte Katwalk e lui chiama, no? Ehi, di casa, venite qua. Pellegrino, ma ascoltate, Leone, c'è nessuno? Katwald da dentro la casa. Urrà! Agguanta! Ehi là! Leone, la risposta ci è alquanto incomprensibile. Venite qua a vedere Katwald apparendo sul ponte. Allora cosa c'è? È matto, dice il pellegrino. Katwald scendendo. E chi vi ha dato il permesso? Il permesso, dice Leone. Una cosa così si permette da sé. Chi ha male grida, ma voi chi siete? Katwald, perbacco. E chi sei tu? Leone, e chi siete voi? Ora ti faccio filare io, sono il conte Katwald. Katwald, dice Leone, a pennello, vedete, è pronto a voi che il mio padrone vuole vendermi a me. Allora, Leone, in fondo è ridicolo, proprio così, un leggiadro giovine di sangue franco, educato a corte di gentilissimi costumi, venduto in una tana di barbari, metà stalla e metà cielo aperto. Pua, ma così è stabilito e così ha da essere. Insomma, questa spavalderia, questa sfida, no? Che è sempre nelle sue parole, stupisce i suoi interlocutori, in qualche maniera li seduce con il suo eloquio, e poi spiegherà che la sua arte culinaria è tale che per i germani risulterebbe un salto di qualità della loro vita e non potranno più fare a meno di lui, no? Ehm, ma solo per palati franchi so cucinare, dice, capaci di gustare la malia di un brodo, distinguere gli ingredienti e le raffinate spezie. Quelli, vedete, col capo chino indietro, così è l'occhio rivolto al cielo, la bocca a metà chiusa, lo sorbiscono aspirando l'aria tra i denti e dopo averlo ingoiato continuano a goderne il sapore, estasiati, trasfigurati. Insomma, così mangiamo noi, così beviamo noi franconi, un po' l'immagine del sommelier, no? Che gusta il vino. Um, e allora questo è il modo come dire, di sfruttare la sua provenienza francone, la sua capacità linguistica per impressionare, che mettere in soggezione il conte germanico che in effetti decide di voler acquistare questo giovane cuoco perché gli sembra irrinunciabile ormai avere una figura simile. Osserviamo che Leon in ogni occasione dice la verità, cioè coglie le occasioni dove gli verrebbe spontaneo di mentire per dire la verità. In questa maniera, paradossalmente, abitua i suoi interlocutori a delle affermazioni che risultano quasi inverosimili, no? Questa è una modalità di mentire dicendo il vero, no? Su questo
sarebbe interessante studiare anche qui la linguistica del testo. Weinreich ha scritto un libro sulla linguistica della menzogna o della bugia, no? Linguistica Lüge, perché si possono dire bugie in tante maniere, non è soltanto il livello verbale che conta, e Leone intuitivamente sfrutta questa possibilità, questa ambiguità della comunicazione, ehm, perché dice, beh, se mi tratterete male, fatelo pure, fatelo subito, perché come ho detto, io me la svigno. Cioè annuncia sempre che vuole fuggire, che fuggirà insieme con Atalo. A un certo punto lo annuncia, e Katwald sorride, no? Bonario dice sì, sì, tu mi prendi in giro dalla mattina alla sera. ehm, Se mi farete patire la fame, dice Leone, io farò con voi lo stesso, perché il vostro stomaco è mio suddito, mio servo devotissimo, a cominciare da oggi, e noi ci siamo di fronte da pari a pari. Questa è proprio la rendita di posizione, diciamo così, della superiorità culturale, della civiltà francone, che si presenta soprattutto attraverso l'arte culinaria, e naturalmente nella figura del cuoco Leon. Dunque dice: diamoci la mano, facciamo un patto, come io la mano a te, tu sei il mio schiavo. Però Katwald, quando Leone dice ecco che ricadete ancora nel vecchio tono: ehi, servi, olà, venite qui, legatemi, portate funi e pali, se no io me ne vado quasi prima di essere arrivato. Ehi, olà, olà, oh, imita un po' scherzosamente, scimmiotta queste esclamazioni continue dei germani. E Katwald poi presenta questo nuovo cuoco a Edrita, che però, insomma, è la prima persona che lo vede con occhio anche critico, pur innamorandosi di lui, però gli dice, come dire, qui trova pane per i suoi denti, no? Ehi, figlia mia, è un artista, dice Katwald. Questo un grand'uomo che fa le bizze, bisogna sopportare la gente quando se ne ha bisogno. Io sgattaiolo via, resta tu e vedi di spiar qualcosa, ma non dargli fastidio. Mi ascolti zitta e a mezzogiorno nella sala da pranzo. È completamente affascinato dall'idea di pranzare alla Francone, no? Di elevare la cultura, e poi veniamo a sapere en passant che qui si preparano le nozze. Ahimè, le nozze di Edrita con Galomir, e questa sarà poi la causa della fuga, della decisione di Edrita di fuggire con i due giovani franconi. Edrita si difende contro come dire, gli insulti di Leon. Leon è molto ruvido parlando di Katwald, della sua gente. Dunque, dice Edrita, ci prendi per bestie? Dio ne scampi, siete personcine gagliarde, ma perdona, dalla bestia all'uomo ci sono diversi gradi, no? Vom Tier zum Menschen sind da Stufen viele. Questa è la non gentilissima risposta, bisogna dire, di Leon a Edrita nel loro primo incontro. Dunque, si passa ora all'incontro fra Leone e Atalo, la diffidenza del nobile che è, come dire, è molto chiuso e rabbioso, odia tutti gli esseri umani che lo circondano con una eccezione, Edrita, che è l'unica che lo tratta in maniera umana, e in effetti lui stesso si innamorerà
forse si è già innamorato di Atalo. Però vediamo qui, ora, prima abbiamo visto un po' un discorso sul germanesimo, no? Ehm, e adesso si parla dei pregiudizi dei nobili. Bisogna sempre metterci nei panni di quelle persone altolocate, l'aristocrazia viennese nei palchi del teatro che assiste a queste scene. Ehm, Perché Atalò non ne vuol sapere di far comunella con uno sguattero di cucina. Leone cerca di avvicinarlo in segreto per non saltare all'occhio, per non far notare gli intenti di fuga, e dice: Ehi, Atalo guardando innanzi a sé, chi chiama? Leone, qui carote, mi manda vostro zio, finge di raccogliere le erbe per il pranzo. Come mio zio? Restate dove siete, fate silenzio, non devono accorgersi di noi. Atalo alzandosi, hai parlato di mio zio al vostro posto. No? Allora nasce subito un malinteso, ma proprio per una mancanza di senso pratico di questo giovane nobile, che gli chiede di venire a lavorare con lui in cucina come aiutante. Io per aiutare in cucina? Certo, dice il leone. Atalo, cercati qualcun altro. E se poi rimane in prigionia, allora molto meglio in prigionia o altro piuttosto che macchiare il nome dei miei padri. No? Questa è proprio la sciocchezza del pregiudizio e del senso di superiorità di ceto che Grillparzer accusa del sedano, della passinacca, la cipolla pizzica, troppo poco crescione, quando è passato il fattore: se fosse per voi, la cosa finirebbe qua, ma è vostro zio che vuole, sicché, giovine signore, dovrete rassegnarvi. No? E qui abbiamo, come dire, l'insistenza di Leon, perché sente il peso della responsabilità del compito che gli è stato affidato. E ancora qui abbiamo sempre questa struttura, no? Questo comunicativa in cui Leone dice la verità per ingannare, oppure mente dicendo la verità. Perché Catval, certo, cerchi un compagno per la fuga. Leone, indovinato, signore, in due si scappa meglio. Orbene, dice Catval, tu mi hai visto scherzoso a cogliere e scambiare delle facezie, ma se mi ficco in bocca queste dita e lancio il grido di battaglia, allora, amico, corre sangue e drita, bada, è vero, no? Qui abbiamo allora la violenza che caratterizza Katwald, è una figura non del tutto malvagia, lui ha un lato umano che si esprime proprio quando scherza con Leon e dimostra anche una certa ammirazione per lui. Dunque, finisce con a Katwald, da notare che le ultime parole in ogni atto sono di Katwald, che in questo caso dice gli ospiti saranno già arrivati e le cornie mi fanno l'acquolina in bocca. Così l'aspettativa, no? Da parte di Katwald di veder riconosciuto questo salto di qualità nella civilizzazione che intende compiere con l'aiuto del cuoco. Per così arriviamo al terzo atto, in cui la fuga
riesce in modo assai rocambolesco e pieno di suspense e di pericoli, riesce essenzialmente grazie a Edrita. Si sviluppa il rapporto fra i due giovani, vediamo qui uno scambio di battute. Atalo, la fanciulla è proprio graziosa, Leone, l'ho notato anch'io. Atalo ha dell'affetto per me, Leone, questo non l'ho notato. Questi sono, è un po' la tensione, la gelosia fra i due, però prendono fiducia, alla fine diventano amici, si può dire. Però quando Leon spiega la sua strategia per la fuga, si tratterà di procurarsi la chiave per aprire una porta. Al momento che questa porta è aperta e quando entra uno dei servitori a chiudere la porta, questo è un grande smacco per Leon, ehm, che questa chiave viene girata e tolta e sparisce. Allora Atalo dice: è andata storta, Leone, e ne siete contento? È solo perché tu ti credi tanto furbo. No, qui abbiamo un tipico scontro fra questi due. C'è la gelosia e il fastidio di Atalo di vedersi così condotto, di dover seguire e obbedire questo personaggio plebeo, appunto. Però poi, appunto, decideranno il piano B, quello di entrare nella stanza di Catwalt mentre dorme, di prendere la chiave che è appesa sopra il letto e di poi chiudere dall'esterno la porta, correre e fuggire. Per gli inseguitori bisogna però provvedere che il ponte crolli, allora si scaverà nel fossato, si scava sotto i pali per far crollare il ponte nel momento in cui qualcuno degli inseguitori dovesse metterci il piede. E chiaramente qui si tratta di decidere chi scaverà nel fango, no? Chi prende pala e piccone. Leon è convinto che dovrà essere lui a entrare nella stanza per prendere la chiave, che il suo amico è più adatto a fare il lavoro, però è un lavoro più umile, no? Spala e piccone sono tipici strumenti del contadino, del popolo. E allora Leone, con l'oratoria che gli è propria, cerca di persuadere, cerca di convincerlo che questo è un lavoro nobilissimo. Credetemi, scavare è opera nobile. Per quante cose grandi e grandi imprese voi compiate, chi scaverà per voi la fossa vincerà tutto quel che in voi vince, opera e vanta e illustra. Ecco, la vanga, portatela come una spada, ed ecco il piccone. Ma no, aspettate, perché adesso entra Edrita e naturalmente si sentono osservati, temono la presenza di Edrita, non hanno ancora capito che la ragazza ha deciso di fuggire con loro, di aiutare loro nella fuga. Ehm, Però questo è importante, cioè dal punto di vista della critica della nobiltà, ehm, e anche della Besserung, no? In un certo senso, perché Leon convince Atalo a scendere nel fango e a scavare, mentre lui entrerà nella stanza del conte. Però vedremo come Atalo fedelmente va avanti con il suo lavoro e lo compie in modo soddisfacente, come previsto, mentre Leon
che si è tanto montato la testa troverà grandi difficoltà e senza Edrita, senza l'aiuto di Edrita, non riuscirebbe a procurarsi la chiave. E questo vuol dire, e lo dirà anche Leone a un certo punto, no? Perché lui ha detto, scava, talpa mia, brava talpa, no? Come deridendo il nobile che fa il lavoro umile, e questo poteva anche dar fastidio al pubblico nei palchi, però ammetterà a un certo punto Leon, beh certo, lui ha fatto un lavoro umile ma l'ha fatto bene, io voluto fare il lavoro più rischioso e più complesso, però ho fallito. Allora, la Besserung, no? Cioè la presa di coscienza che qui avviene, da un lato vediamo Atalo scendere dal piedistallo, prendere in mano la pala, il piccone, sporcarsi nel fango. E questo sarà un momento di crescita. Vi faccio notare che questa è un'idea presente nella commedia dell'epoca, anche no? Gazzarissene, di Nestro, e abbiamo questo nobile che per curare la sua malinconia viene messo, deve fare un sacco di lavori fisici, lavori nei campi, e questo sarà un motivo di crescita e di superamento del proprio, come dire, della propria ideologia di ceto. E questo viceversa, Leon, che avevamo visto sempre così baldanzoso e sicuro di sé, lo vediamo adesso un po' più riflessivo, nel momento in cui ammette che Atalo ha agito meglio di lui. Questo quanto alla Besserung. Dunque, ecco, ho parlato prima dei Lazzi, no? Dei Lazzi della commedia dell'arte di provenienza, come voi sapete, veneziana, ma questa era una presenza nella cultura austriaca, nelle piazze viennesi c'erano i girovaghi, c'erano i gruppi teatranti sia inglesi, Pickle Herring, no? Sia quelli italiani, e poi da lì, da queste rappresentazioni frequentissime di Arlecchino e delle figure tipiche della commedia dell'arte, nascono poi figure locali che germogliano poi sul suolo austriaco. E questa, però, ecco, i Lazzi qui che usa Grillparzer li potremmo definire anche slapstick, no? Abbiamo proprio delle scene grottesche, comiche, con molta fisicità, no? Il Lazzo ha questo, che è una specie di pantomima allungata che diventa, come dire, una specie di garbuglio di gesti, e anche ehm, sfiora il nonsense, no? Mentre Katval, addormentato dal buon vino, che russa, però lo svegliano controvoglia e comincia dice, dove è la chiave? Dove? Io non l'ho. Allora, qui da un lato vediamo la comicità dei gesti e dall'altro il fatto che Leone dice ogni volta la verità, no? Io non ho la chiave, in quel momento in effetti non ce l'ha. Tu l'hai presa? Sì, io l'ho presa. E dunque dov'è? L'ho gettata via, signore. Ritrovala, bisogna cercarla. Cerca. Qui non c'è. Allora, qui entra in scena Edrita di nascosto, che scambia le chiavi, per cui quella che alla fine è appesa sopra il letto è un'altra chiave, ed è l'astuzia di Edrita che fa sì che il Leone riesca alla fine, anzi che lei riesca a sottrarre questa chiave a Catval. Eh, Però qui Leone, signore, alzate il piede, perché Leone, sollevandogli il piede, non è nemmeno qui
E diamine, ti prendi anche gioco di me. Bisogna guardare dappertutto, no? Pat Cutwell a questo punto dice: conterò un, due, tre. E se al 3 la chiave trafugata non ritorna in mano mia, ti passerò la spada nel lardo che hai tra le costole. Uno, ma sentite, due, non vorrete davvero. Cutwell. E vai, di là non abbiamo ancora cercato. Insomma, voi conoscete, riconoscete la citazione, il flauto magico, quando Papageno decide di impiccarsi all'albero e dice conto fino a 3, 1, 2, e poi quel 3 diviene tanto difficile, non riesce ad arrivarci, ma questo è chiaramente, ma è tutto disseminato di piccole citazioni del flauto magico che qui ora non posso sempre sottolineare, ma anche quando i giovani corrono e Rita dice snelle Füße, no? Per un'altra cosa che dice Pamina, quando si trova in coppia con Papageno, che questa è la cosa interessante, Pamina e Papageno a lungo sono una coppia così, un po' stranamente assortita, no? Prima che entri il principe Tamino nella situazione. Non so quanto tempo ho ancora. Posso saltare un po' perché sì, no, ho chiaramente. Allora, guardate, ehm, nel quarto atto si concretizza quello che Grillparzer nei suoi diari chiama la Republik der Kinder. Cioè, ho voluto descrivere una Republik der Kinder, che è un termine bellissimo. Alessandra Schininà ha basato su questo proprio la sua interpretazione della commedia, parlando recentemente a Perugia. Questi giovani che provano l'ebbrezza della libertà, no? Della ribellione alle regole e una complicità fra di loro, pur nei contrasti e litigi che nascono, come abbiamo già capito, dalla gelosia. E Rita raggiunge i giovani nel bosco, insieme devono fuggire dagli inseguitori, ma siccome Leon non vuole assumersi la responsabilità della sua fuga, la ragazza si rivolge ad Atalo. Prendimi tu con te, no? Atalo è sempre disponibile, chiaramente, innamorato a sua volta di Edrita, suscitando così una inconfessata gelosia in Leon. Assistiamo ad un divertente battibecco fra i tre che viene interrotto dall'entrata in scena di Galomiro. Cioè questo ci tengo ancora a leggere con voi. Così suona il discorso di Galomir, che entra appunto con la spada, con l'asta in mano, e qua, la piccola, oh, per di là, seguendo le orme col dito, aspetta, smarrito, nessuno qui. Dove? Ah, lontano, uff, caldo, stanco, qua, ah, là, ombra, eccetera. Insomma, decide di suonare il corno, in quel momento interviene Edrita, e dice no, non suonare il corno, Calomiro scorgendola. Edrita, sono io, che altro vuoi? Pigliare, cerca di afferrarla. E che ti importa di pigliare quello che già hai? E fammi un po' di spazio, mi siedo vicino a te. Ora lei usa qui, come dire, le armi della donna, no? La seduzione, lo blandisce, e perché l'intenzione è quella di sottrargli le armi, di legarlo all'albero per poter fuggire, senza fargli del male, ma renderlo, come dire, metterlo nelle condizioni di non nuocere. No? Però intanto Calomiro dice una frase intera, no? Tu colpa di tutto. Insomma, e all'inizio un po' diffidente, poi lei riesce assolutamente a convincerlo
e lui stendendo la mano aperta al volto di lei. E, no? Queste sono effusioni amorose che non coinvolgono molto Edrita, che dice piano piano, sarebbe bello assai, mi pare. Togli la spada e appoggiala tra noi. Allora, qui dice una cosa, così si fa anche alle nozze, la spada è tra i due sposi. Questo è un motivo che forse conoscete dal canto dei Nibelunghi, no? La spada messa fra Sigfrido e Brunilda e chiaramente una piccola stilettata contro il germanesimo, l'ideologia del Medioevo germanico che qui viene tirato in ballo per chi capisce e conosce. Edrita ho corso troppo forte, così allora lei tossisce più volte, questi sono i lazzi, no? Tossisce per avvertire i suoi amici, venite, è il momento di legarlo, è disarmato, che già prima erano venuti avanti pian piano, sono vicinissimi e Drita rovescia la spada a terra. Ahimè, cade. Insomma, qui abbiamo Calomiro disarmato. ehm, Scusate un secondo, no, perché sto cercando di stringere. Sì, perché gli studenti alcuni a mezzogiorno Hanno lezione. No, no, eppure, diciamo, l'abitudine di Leon di dire sempre la verità si rivelerà salutare quando spiega al barcaiolo di non essere affatto amico né protetto di Catwald, non potendo sapere che nel frattempo il barcaiolo ha giurato la vendetta al conte e a tutti i suoi parenti e seguaci. Grazie all'ostinazione di Leon, i tre si salvano la vita e Catwald resta per l'ennesima volta indietro con la sua sorda rabbia e con il desiderio di bagnare la mano nel loro sangue. Pensiamo che c'è anche il sangue della propria figlia, no? In questa sua esclamazione, abbastanza impressionante, um, con cui finisce anche questo atto. Si possono notare anche elementi stilistici come l'uso della rima finale in queste battute che concludono gli atti, perché il blank verse solitamente non è rimato, come voi sapete. Allora, io salto alcune di queste ricorrenze, alcuni di questi esempi dei vari usi della comicità. Siamo giunti nel quinto atto, davanti alle mura di Metz, dove si profila il happy end grazie all'amicizia cresciuta fra i giovani nel corso delle avventure affrontate insieme. No? Cioè, chiaramente l'unione dei due giovani è il tipico motivo della commedia, deve finire così, però da un punto di vista sociale è tutto, come dire, si profila quello che i conservatori dell'epoca consideravano una mésalliance, no? Una cosa scandalosa. Atalo, però, che ha dismesso l'atteggiamento arrogante, riconosce ora in Leone il suo salvatore. Qui Gregorio si rivolge con tono affettuoso. Qui ecco lo stile del linguaggio che Grillparzer attribuisce a questo vescovo è molto, come si potrebbe dire, molto fraterno, molto democratico, no? E tu, mio pazzerello, mio gagliardo, mio fido, qua la mano, non da pacciare, da stringere, così, beh, ne hai dette di bugie, sei stato tanto temerario, hai dato
per questo e quello, i nemici hai trafficato con menzogne ed inganni, ah sì, lo so, cioè lui nel frattempo ha anche elaborato la, la- la consapevolezza che non si può pretendere di estirpare del tutto la bugia dalla vita degli uomini. Le parole conclusive del vescovo con cui suggella il matrimonio fra Edrita e Leon, cioè la contessina e lo sguattero, con l'esortazione, non sappiamo quanto gradita al pubblico in sala, di superare ogni distinzione di ceto e di nobiltà. Il volto è lo stemma di un uomo, no? Qui parla contro il riferimento continuo alla nobiltà, allo stemma, allo scudo, eccetera. Concludendo, ecco, vorrei solo dire, Hugo von Hofmannsthal nel suo discorso su Grillparzer nell'occasione del 50° anniversario, cioè della morte dell'autore, parla del fatto che Grillparzer con ogni opera ha creato come una nuova variante del genere letterario in cui opera. Cioè è come se avesse creato nuovi generi nella sua produzione e in un certo senso anche questa commedia che si distingue per l'insieme degli accorgimenti comici, costituisce un unicum nella tradizione, come è stato detto dalla professoressa, non ricca della commedia tedesca, no? Noi pensiamo a Mina von Barnel di Lessing, al Broccarotta di Kleist, sono pochi grandi esempi, e poi abbiamo invece la grande commedia popolare viennese con Raimund e Nestroy. E qui è un'opera che in qualche maniera attinge a tutte e due queste realtà e queste tradizioni, ed è, secondo molti, anche secondo me, un capolavoro di Franz Grillparzer. Vi ringrazio per la vostra attenzione.